Amici sportivi, benvenuti e bentrovati all'impianto sportivo Roberto Sorrentino per la settima giornata di Eccellenza Sicilia Girone A. A sfidarsi quest'oggi Accademia Trapani e Città di San Vito Lo Capo. La squadra di casa ha iniziato il campionato con 2 vittorie e 4 sconfitte, totalizzando quota 6 punti in campionato, mentre per quanto riguarda la squadra ospite arriva a Trapani con 10 punti, totalizzati grazie a 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Attendiamo adesso le squadre che stanno per entrare in campo. Muoviamoci, muoviamoci ragazzi! Dai! Muoviamoci! Dai! Let's go!
Un posto. Una serie è mia, eh? Buon pomeriggio, benvenuti alla settima giornata del Campionato di Eccellenza Gironale Sicilia per l'incontro di calcio tra Accademia Trapani e San Vito Locato. Le formazioni in campo: San Vito Locato, Santù, Lacomare Sadotti, Turè, Pietro Gaio, Bulados, Di Giorgio Boiano, Bustarcia e Garzia. In panchina Rusconi, Ravallo, Lucido, Conventi, Seria, Issà, Toscani, Tarantino e D'Amico, allenatore il signor Cesare Colombo. Accademia, con il numero 1 Gini Berti, con il numero 2 il nostro capitano Camparelli, con il numero 3 Genna, con il numero 14 Campanella, con il numero 5 Di Cristina, con il numero 6 Ravatta, con il numero 7 Daguanno, con il numero 8 Temba, con il numero 9 Ammucciato, con il numero 20 Pizzo e con il numero 19 Secca. In panchina Ribaulo, Agnello, Vistaggio, Fattoro, Lanno, Genovese, Pescatore, Savona e Russo. Dirigerà l'incontro il signor Roberto Carcui della sezione di Massara, coadiuvato dal signor Pietro Sani della sezione di Trava e il signor Giandomino della sezione di Trava. Oggi il giorno memoria del piccolo Alessandro. Dopo il minuto di silenzio siamo finalmente partiti. Accademia Trapani contro San Vito Locato. Settima giornata di Eccellenza Sicilia Girone A. L'Accademia Trapani arriva all'incontro con 6 punti totalizzati in campionato, 2 vittorie e 4 sconfitte per la squadra di casa, mentre la squadra ospite arriva a quota 10 punti in campionato. 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte per gli ospiti. Nel frattempo punizione per il San Vito Locato. Invio lungo a cercare i compagni in profondità. Sicuro però tra le braccia di Giliberti. Ancora possesso San Vito Locato che tenta la costruzione della manovra. Pallone recuperato dall'Accademia Trapani, provato a rilanciare verso Secan. Un'interruzione per Campi.
giocatore dell'Accademia Trapani momentaneamente a terra a causa di crampi. Tira per lì, tenemos 70 metri, somos fuertes atrás. Grazie. Dani, stigli in mezzo. Dani, stigli. Luca. Tutto regolare, ha accusato un semplice fastidio per Genna che momentaneamente si trova a bordo campo. Ripreso il gioco con possesso San Vito Lo Capo. San Vito Lo Capo prova a costruire un'azione sulla fascia sinistra interrotta, disinnescata dalla attenta difesa dell'Accademia Trapani. Ovviamente fallo laterale in favore della squadra di casa. Rinvio lungo a cercare Secan, passaggio impreciso che va a finire facile tra i piedi della difesa del San Vito Lo Capo, che prova a rilanciarsi subito alla ricerca subito della profondità, ma viene segnalato posizione di alzata. Parte subito l'Accademia Trapani. Provando a costruire stavolta un'azione sulla fascia destra, pallone però recuperato in zona pericolosa dalla. Altro tentativo da parte del San Vito Lo Capo, lasciando scorrere però probabilmente perché in posizione di fuorigioco. Possesso Accademia Trapani che si prende tutto il tempo per provare a costruire la manovra. Passaggio impreciso e pallone ritornato in mano alla squadra ospite che prova ad affidarsi alle due centrali tentando la verticalizzazione, ma attento Cammareri blocca lo specchio di tiro all'avversario e pallone facile tra le braccia di Giliberti. Nel frattempo lotta di possesso tra le due squadre in zona offensiva per l'Accademia Trapani, ma sarà rimessa laterale in favore del San Vito Lo Capo. Stai con lui! Ehi! Davide! Stai con lui! La seconda, da! Lancio lungo a cercare i compagni nella profondità, subito però molto aggressiva l'Accademia Trapani. Attenzione, un giocatore dell'Accademia Trapani a terra, lamenta probabilmente un colpo ricevuto al viso. Luca! Pallone dato in rimessa laterale al San Vito Lo Capo, che attualmente gestisce il possesso nella sua metà campo. Fallo commesso dall'Accademia Trapani. Genna. Un richiamo soltanto verbale da parte del direttore di gara. Iniziano le prime proteste da parte della panchina della squadra ospite. La battuta Mustaccia. Mustaccia cerca i compagni nella profondità, colpo di testa facile però tra le braccia di Giliberti. Adesso possesso Accademia Trapani. Pallone recuperato però in maniera fallosa
Sarà dunque punizione per la squadra di casa che batte subito. Cerca subito i compagni sulla fascia sinistra, Sekan. Sekan lotta sul pallone e lo conquista. Continua il possesso dell'Accademia Trapani che decide di cambiare corsia ed andare per la corsia di destra. Pallone però impreciso, finisce facile tra le braccia del portiere della squadra ospite. Pallone recuperato, ma controllo non riuscito da parte dell'Accademia Trapani, di conseguenza rimessa laterale in favore della squadra ospite. Rimessa laterale in favore della San Vito Lo Capo che prova ad andare sulla corsia di destra. Un attimo scambio di possesso tra le due squadre, ma adesso è l'Accademia Trapani ad avere il pallone, non riuscendo però a raggiungere il controllo. Demba regala una rimessa laterale al San Vito Lo Capo. Demba lancia lungo a cercare i compagni in avanti. Pallone attualmente in mano al San Vito Lo Capo, che prova a costruire la manovra offensiva affidandosi sempre alla corsia di destra. Altro pallone impreciso però recuperato dall'attentissima difesa dell'Accademia Trapani. Punizione in favore dell'Accademia Trapani. Lancio lungo subito a cercare Sekan sulla corsia sinistra. Cross in mezzo. Trova però attenta difesa del San Vito Lo Capo che respinge. Fallo commesso ai danni di Demba. Altra punizione per l'Accademia Trapani. Battuta corta sulla corsia di destra. Tentativo di passaggio a cercare Demba che però arriva in ritardo. Possesso ora il San Vito Lo Capo. L'arbitro concede vantaggio. Il San Vito Lo Capo prova a cercare il cross in mezzo, respinto dall'attenta difesa dell'Accademia Trapani. Ancora scambi di possesso, ma adesso pallone in mano a Sekan che scatta e prova a servire il compagno in mezzo, passaggio però impreciso e respinta da parte della difesa della squadra ospite, ma ancora attacco dell'Accademia Trapani. San Vito Lo Capo che cerca ancora una volta la profondità con un lancio lungo, ma la difesa, la squadra di casa lotta fino all'ultimo per potersi guadagnare la rimessa dal fondo. Ancora una volta possesso Accademia Trapani, entrata in ritardo, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Tentativo di tiro da parte del San Vito Lo Capo. Iniziano a scaldarsi gli animi da parte di entrambe le squadre. Risultato ancora sullo 0-0 all'impianto sportivo Roberto Sorrentino. Nel frattempo Accademia Trapani cerca la profondità con un lancio lungo, pallone però recuperato alla squadra ospite che prova nuovamente a costruire la manovra sulla corsia destra, non riuscendo ad arrivare sul pallone, ed è quindi di nuovo possesso Accademia Trapani in zona interessante. Demba decide di affidarsi alle retrovie per costruire la manovra dal basso. Nel frattempo si cambia gioco, si opta per la corsia di destra.
giocatore dell'Accademia Trapani che cade in area di rigore per l'arbitro, tutto regolare. Si continua sulla corsia destra, cross a cercare la spizzata vincente, che però non arriva, ma ancora possesso della squadra di casa che insiste, che vuole aspramente cercare l'azione decisiva per poter sbloccare il match. Ancora Accademia Trapani, passaggio per Secan impreciso, l'arbitro fischia una trattenuta, sarà punizione per il San Vito Lo Capo. Batte subito la squadra ospite, che prova stavolta ad affidarsi alla corsia di sinistra. Cambia tutto e si cerca la verticalizzazione. Il pallone recuperato nuovamente dall'Accademia Trapani, decide di affidarsi all'estremo difensore, ma pressing molto alto da parte del San Vito Lo Capo, che costringe l'Accademia Trapani a spazzare via il pallone, regalando una rimessa laterale subito battuta da parte della squadra ospite, che cerca di affondare il colpo. Attenzione, pallone interessante murato da Demba, tiro murato da Demba, pallone che viene spedito dall'altra parte del campo, facile tra i piedi del portiere, che recupera con serenità il pallone con le mani. Invio lungo di Sendu, pallone regalato all'Accademia Trapani, che può tranquillamente impostare la manovra, affidandosi nuovamente alla corsia di sinistra, pallone impreciso, messa laterale in favore della squadra di casa. Guarda prima, se sono io vicino, se no, guarda lui! Devi guardare tutto prima! Accademia Trapani che cerca il lancio lungo, pressing asfissiante da parte della squadra ospite, che finora concede molto poco alla squadra di casa. Sarà comunque rimessa laterale in favore dell'Accademia Trapani. Lancio a cercare i compagni in area, intercettato dalla difesa del San Vito Lo Capo, ma ancora possesso Accademia Trapani in zona interessante. Rimessa laterale stavolta in favore del San Vito Lo Capo, che può un attimo tirare un respiro. Grande intensità da parte di entrambe le squadre, che vogliono sicuramente portarsi a casa la partita. Vieni! Cristian! Andiamo diagonale! Ancora! Qua! Bruno! Occhio prima! Vieni Bruno, vieni che è chiuso! È chiuso! Passaggio interessante da parte dell'Accademia Trapani, che però risulta impreciso, ed è dunque pallone di nuovo per il San Vito Lo Capo, che prova ad attaccare sulla corsia sinistra, tentando il tiro da fuori area, che per pochi centimetri non trova lo specchio della porta. Fermi qua! Rimessa dal fondo per Giliberti, che invita i compagni a salire. Guarda, stai un po', Santino, Marco, Lancio lungo in cerca della profondità, pallone intercettato nuovamente dal San Vito Lo Capo, che prova a ripartire
Un attimo di parapiglia a centrocampo. Sarà però punizione in favore del San Vito Lo Capo. Cerca la corsia sinistra. Pallone recuperato senza alcun tipo di fallo per il direttore di gara e subito tentativo di ripartenza sedato dalla squadra ospite, ma nuovamente pallone tra i piedi di Sekan che scarta l'avversario e prova ad avviarsi verso... viene duramente fermato. Richiamo solo verbale sembrerebbe da parte del direttore di gara. È giallo! Da dietro! Ancora a terra Sekan. Due metti. Marco, mettine un altro pure, un sinistro così, confondiamo. Vengono chiamati anche gli assistenti, sembra che il giocatore abbia difficoltà ad alzarsi. Confermato però soltanto il richiamo verbale per il San Vito Lo Capo. Punizione però sicuramente in zona molto pericolosa. Da dietro non deve entrare, non c'è una soluzione. Capito? Bravo. Quando sono tutte questa parte, quella lenta, capito? Vai Mario! Ho fatto male. Ancora gioco fermo. Sekan sembra essersi fatto seriamente male, viene accompagnato da due compagni. San Vito Lo Capo zoppicando fuori dal campo. Ma santo Dio, veramente. Ma stiamo scherzando, tutte le cose da pazzi, le cose da pazzi. Apri! Vai Marco! Bene Marco! Vai Marco! Gri! Rimane pure là, rimane pure lì! Rimane! Tira di questa, Marco! Nel frattempo Campanella sul punto di battuta. Solo il via dell'arbitro per battere. Campanella tenta il tiro che si va a schiantare però sul muro difensivo della squadra ospite. Oh! Senta, grande Danilo! Oh! Luca! Uno! Vieni qua! Vado! Accademia Trapani momentaneamente in 10. Si sta ancora valutando la condizione di Sekan, però è uscito dal campo molto dolorante. Non siamo! No, Luca! Lancio lungo da parte della squadra ospite a cercare la profondità dei compagni. Pallone intercettato però dall'Accademia Trapani, ma subito ribattuto, cercando il cross in tuffo. Giliberti salva tutto. Si scalda nel frattempo Russo in panchina, probabilmente entrerà al posto di Sekan. Va bene. Aspetta che rimettiamo. Attualmente lo stesso San Vito Lo Capo che costruisce un'azione interessante.
durata disinnescata dalla difesa attenta dell'Accademia Trapani, che rimane ancora in 10 giocatori, rischiando moltissimo. Lo stesso San Vito Lo Capo, 1-2 e ricerca del cross, troppo impreciso però a finire sul fondo. Sarà dunque rimessa al fondo per l'Accademia Trapani. Sostituzione forzata per l'Accademia Trapani. Esce Secan, al suo posto entra il numero 10 Russo Stefano. Nel frattempo rinvio dal fondo. Rinvio lungo a cercare la profondità, pallone intercettato da San Vito Lo Capo, che subito prova a ricostruire. Pallone nuovamente recuperato, altro scontro di gioco a centrocampo, per l'arbitro tutto regolare, si continua, rimane però a terra il giocatore dell'Accademia Trapani. Rimanere a terra è il numero 8 Mbie Demba. Nulla di grave questa volta sembrerebbe, fortunatamente per l'Accademia Trapani. Il gioco può riprendere. Campanella restituisce il pallone agli avversari. Che si trova momentaneamente tra i piedi dell'estremo difensore della squadra ospite. Tentativo di costruzione, stavolta nella fascia destra da parte della squadra ospite, intercettato però l'Accademia Trapani, che non molla un centimetro e prova il lancio lungo. Nel frattempo scontro di gioco, proteste, tutta la panchina dell'Accademia Trapani in piedi per un colpo sul volto subito da uno dei giocatori dell'Accademia Trapani. Si scaldano moltissimi gli animi. Senza sceneggiare! Amoroso! Basta fare casino, Basta! Oh! Basta, Amoroso! Basta, Amoroso! Tranquillo! Ma che cazzo fate, Ogni volta entrate in campo, ma che fate, Ma che cazzo fanno? Deve morire, anzi! Ma c'è muore, Animi che iniziano decisamente a scaldarsi in casa Accademia Trapani. Nel frattempo riprende il gioco. Risultato ancora inchiodato sullo 0-0, però tentativo da parte del San Vito Lo Capo, subito respinto da parte della difesa della squadra di casa, che subito prova a costruire un'azione offensiva. Si è più che raggiunta ormai la metà della prima frazione di gara, risultato ancora sullo 0-0 tra Accademia Trapani e San Vito Lo Capo. Qualche squillo da parte di entrambe le squadre, ma nessuna chiara occasione da gol. Si porta prende in porta là e ancora faccio un passaggio di merda. Marco, uno dei due, Marco. Gioco nuovamente interrotto, sarà calcio di punizione per la squadra ospite, che subito batte corto
e cerca la profondità dei compagni. Attenzione, interessante, il giocatore del San Vito Lo Capo va giù e sarà rigore in favore della squadra ospite. Fallo commesso, ingenuità commessa da parte della squadra di casa. Sarà dunque rigore per il San Vito Lo Capo al 27esimo minuto. Aspetta il via del direttore di gara, battuta e portiere spiazzato, è 1-0 per il San Vito Lo Capo. A segnare il rigore il numero 9 del San Vito Lo Capo, Simone Guaiana. Va bene, dai. Adesso! Veloce subito! Ora! Attacca adesso! Riprende il gioco. Attacca! L'Accademia Trapani prova subito a rispondere al gol degli avversari. Altra però ripartenza subito sedata il San Vito Lo Capo. Messa laterale dell'Accademia Trapani che prova a costruirsi spazio per vie centrali. Tiro da fuori area di Demba, murato però. Rimessa laterale in favore dell'Accademia Trapani. Pallone recuperato però dal San Vito Lo Capo, fallo commesso dalla squadra di casa che si guadagna un prezioso calcio di punizione. Punizione battuta corta del San Vito Lo Capo che però poi cerca subito la profondità. Controllo subito spedito in fallo laterale. Sarà rimessa laterale per il San Vito Lo Capo in una zona interessante del campo. Lancio lungo a cercare i compagni in mezzo, trova però l'attenta difesa dell'Accademia Trapani che subito costruisce un tentativo di ripartenza sulla fascia sinistra, pallone impreciso però sfila sul fondo, viene regalata la rimessa laterale della squadra ospite. Rimessa laterale battuta nuovamente però. Tentativo sulla corsia di destra da parte del San Vito Lo Capo, ancora possesso San Vito Lo Capo. Tentativo spiegato ma subito un siluro sulla fascia sinistra tirato da Ndiaye Abdou.
Trova però attento Giliberti che ci mette una pezza. Calcio d'angolo per il San Vito Lo Capo. Battuta alla ricerca dei compagni in mezzo, spizzata da parte del San Vito Lo Capo e subito palla però rispedita dall'Accademia Trapani dall'altra parte del campo. Subito risposta da parte del San Vito Lo Capo che subito rimette in mezzo il pallone. Tentativo sprecato e poi gol realizzato. Si realizza il gol del 2-0 in favore del San Vito Lo Capo. Nel campo dell'Accademia Trapani in favore della squadra ospite. Subito prova a rispondere l'Accademia Trapani per tentare di accorciare le distanze dopo il raddoppio degli avversari. Fallo commesso dall'Accademia Trapani, sarà punizione per il San Vito Lo Capo. La squadra ospite adesso si prende tutto il tempo necessario, ma non si priva di continuare ad affondare in attacco cercando il cross vincente che avrebbe portato sul 3-0 il risultato. Nel frattempo riparte l'Accademia Trapani sulla fascia destra, pallone però impreciso regalato agli avversari. Palla in possesso dell'Accademia Trapani. Scusa Bruno! No, questo non È entrata in ritardo di Demba. Forti le proteste da parte della panchina del San Vito Lo Capo, che vorrebbero un provvedimento. Ora faticate c'è già da vista. Ah, chiedo scusa. No, scusa ancora visto, sto chiedendo scusa, Solo un richiamo verbale da parte del direttore di gara, sarà però punizione in favore del San Vito Lo Capo. Lancio lungo da parte della squadra ospite a cercare i compagni in zona avanzata. Fallo stavolta commesso dal San Vito Lo Capo ai danni di Demba. Accademia Trapani sicuramente condizionata dai 2 gol ricevuti, non
non si perde però d'animo e continua a provare a costruire azioni offensive, provando in tutti i modi ad accorciare le distanze. Pallone che viene spedito lontano dalla difesa del San Vito Lo Capo. Gioco interrotto, nel frattempo viene richiesto l'intervento da parte degli assistenti della panchina del San Vito Lo Capo. Rimane a terra Sandu, il portiere della squadra ospite. Nel frattempo quasi 38esimo minuto di gioco dell'impianto sportivo Roberto Sorrentino, 2-0 finora il risultato in favore del San Vito Lo Capo. Andiamo, dai Angoscia, dai, go! Si rialza il portiere del San Vito Lo Capo e anche il giocatore dell'Accademia Trapani coinvolto nello scontro di gioco. Devono giocare loro. Ok. Come me l'ha dato a me Campanella. All'angolo. Possesso Accademia Trapani. Che prova ad affidarsi alla costruzione dal basso nelle retrovie. Va bene, stai su, forza! Possesso San Vito Lo Capo con i difensori che invitano alla calma i propri compagni. Nel frattempo possesso recuperato dall'Accademia Trapani che prova ad affidarsi alla corsia di destra. Ancora Sadò! Sale! Si decide però di ripartire da Giliberti. Bruno! Ora, questo gol! Ora, Bruno! Ora! Recupero da parte della squadra ospite e nuovamente recupero da parte dell'Accademia Trapani che non si perde d'animo e cerca in tutti i modi di poter accorciare le distanze. Pallone però impreciso regalato agli avversari. Sarà dunque rimessa laterale in favore del San Vito Lo Capo. Stesso San Vito Lo Capo che decide di affidarsi alle retrovie e con calma provare a costruire la manovra. Pallone però regalato all'Accademia Trapani. Campanella si affida alla corsia di destra. Pallone recuperato nuovamente dal San Vito Lo Capo che può ripartire. Decide però di prendersi tutto il tempo a disposizione il giocatore della squadra ospite e poi affidarsi alla corsia di sinistra nel tentativo di verticalizzare. Contrasto di gioco non ritenuto falloso dal direttore di gara e nuovamente San Vito Lo Capo che si propone in attacco. Attenta la difesa dell'Accademia Trapani che respinge e intercetta un altro tentativo di cross in aria. Pallone
tranquillo tra le braccia di Giliberti. Forza! Scala un po', devi prendermi la seconda! Che bueno! Bravo, vedi? Fallo commesso dal San Vitolo Capo. Sempre Campanella però per affidarsi alle retrovie. Lancio lungo a cercare i compagni in posizione avanzata, intercettato nuovamente da San Vitolo Capo, palla però regalata ancora una volta all'Accademia Trapani, che può nuovamente tentare di costruire un'azione sulla fascia sinistra. Campanella cerca di cambiare gioco, si affida alla corsia di destra, contrasto ritenuto però regolare dal direttore di gara, rimane però a terra il giocatore dell'Accademia Trapani. Teste sempre più accese da parte della squadra di casa. Una palla, oh! Una palla ha fatto, oh, mica 10! Gioco momentaneamente fermo, il giocatore dell'Accademia Trapani che rimane a terra. Oh! Meglio! Forza! Davide! Forza lei! Forza Leo! Il primo tempo te lo faccio vedere. Faccio vedere, lo può così. Riprende nel frattempo il gioco. E te lo faccio vedere pure a te, mister. Te lo faccio vedere pure a te, ok? Cosa combinare il tuo giocatore? Te lo faccio vedere. Ok, no, tu hai detto che non ho fatto nulla. Nel frattempo San Vitolo Capo che prova nuovamente a proporsi in attacco. Calcio d'angolo in favore della squadra ospite, battuto subito corto e poi ricerca del cross in mezzo, intercettato però e mandato lontano dalla difesa dell'Accademia Trapani, che non può più permettersi errori. Pallone che finisce facile nelle braccia di Giliberti, che decide di appoggiarsi al compagno più prossimo per ripartire. Campanella cerca la profondità, il numero 9 dell'Accademia Trapani che prova a servire il compagno, 1-2 in cerca del cross, pallone che però finisce in calcio d'angolo in favore dell'Accademia Trapani. Pallone in mezzo in cerca della spizzata vincente, allontanato nuovamente. Calcio d'angolo, rimessa laterale, scusate. Pallone nuovamente in mano alla squadra ospite, che sprega però il tentativo di contropiede. Il pallone restituito alla squadra di casa, che prova ancora una volta a cercare di accorciare le distanze. Sbagliato il passaggio, restituita la palla al San Vitolo Capo, che prova a cercare nuovamente la profondità, non riuscendoci però stavolta. Pallone in fallo laterale per l'Accademia Trapani. Duplice fischio da parte del direttore di gara, squadre negli spogliatoi, 2-0 per ora il risultato in favore del San Vitolo Capo.
visto quella? Ah sì, ma pugno in faccia precisa. Mettila al 24esimo, oggi non le immagini. Ligata ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prende ancora 1 minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha Ligata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di un infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Ligata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma, non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Ligata, però va bene così, dobbiamo imboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos. Successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Ligata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Ligata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stendono le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Ligata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, poi rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Ligata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ripeto, fa parte del calcio. Poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. Naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura, e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato, perché non abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile, poi riprendere il battere della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi, che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci è capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda
111. Quando riguarda la mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mistral Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo, diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera pura mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo siamo diventati un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' un bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che è stata buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato il pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto, credo mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando
forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalla alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare. Se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni. Manca poco ormai all'inizio del secondo tempo di Accademia Trapani, città di San Vito Lo Capo. Attualmente risultato sul 2-0 in favore della squadra ospite grazie a una doppietta di Simone Guagliano. Si aspetta ora il fischio d'inizio per l'avvio della seconda metà di gara.
Fischio d'inizio e si può iniziare. Primo possesso del San Vito Capo. Accademia Trapani che deve sicuramente accelerare il passo per cercare di quantomeno riacciuffare il pari dopo il doppio gol di Guaiana del primo tempo. Non è spedito troppo alto, facile il controllo del portiere della squadra ospite, si prende tutto il tempo a sua disposizione e raccoglie il pallone con le mani. Rinvio lungo del portiere a cercare i compagni sulla profondità, recupero dell'Accademia Trapani che prova a ripartire. Campanella decide di affidarsi alle retrovie. Tentativo disinnescato dalla difesa del San Vito Capo e rilancio verso la corsia sinistra. Punizione in favore della squadra di casa. Battuta subito, lancio lungo in cerca della profondità, intercettato dalla difesa del San Vito Capo, rimessa laterale per l'Accademia Trapani, fallo. Funzione interessante per la squadra di casa. Al punto di battuta sempre Campanella, che cerca verrà ribattuta. Sempre Campanella sul punto di battuta. Il via del direttore di gara, arriva adesso, palla in mezzo facile però tra le braccia del portiere avversario. Arrivano cambi in casa Accademia Trapani. Entra il numero 11 Agnello Ignazio, ad uscire invece il numero 20 Pizzo Luca. Si aspetta il via del direttore di gara per riprendere il gioco. Via che arriva ora, lancio lungo da parte del portiere della squadra ospite a cercare i compagni in fase avanzata. Numero 9 riesce ad agganciare il pallone cercando i compagni in mezzo. Pallone murato dalla difesa dell'Accademia Trapani, che concede una rimessa laterale alla squadra ospite. Trapani decide di ripartire da Giliberti, lancio lungo in cerca dei compagni in fondo, spizzata che però si concretizza in una rimessa laterale in favore dell'Accademia Trapani.
spedito lontano, possesso San Vito Capo, e di nuovo possesso Accademia Trapani che può provare a costruire l'azione che avrebbe potuto accorciare le distanze. Adesso pallone che rotola nella metà campo dell'Accademia Trapani, è spazzato poi lontanissimo da Giliberti. Già mi sono cambiato il cazzo tutte e due, che non sono corretto. A me se fasi così non mi piace. Rimessa laterale in favore del San Vito Capo. Tentativo di ripartenza sedato, poi pallone spedito lontano e poi di nuovo ribattuto in avanti dall'Accademia Trapani. I giocatori della squadra di casa lamentano un fallo di mano, per il direttore di gara è tutto regolare e il San Vito Capo tenta la ripartenza sulla fascia destra, cerca lo spazio per il cross, pallone che arriva però tra le mani di Giliberti che si affida subito al rilancio. Rimessa laterale battuta da Capitan Cammareri per Campanella, scambio di nuovo con Cammareri che cerca le vie centrali. Fallo laterale per la squadra ospite, risultato ancora ancораto sul 2-0 dopo il primo tempo. Punizione per il San Vito Capo. Indiaia. Pallone, gioco pericoloso da parte di uno dei giocatori del San Vito Capo, nello specifico l'autore della doppietta Simone Guaiano, che si becca il giallo. Lo stesso Accademia Trapani. Cerca la verticalizzazione, scatto sulla fascia sinistra dell'Accademia Trapani, grande occasione che però sfila sul fondo. Infatti una rimessa al fondo alla squadra ospite. E chiaramente si prende tutto il tempo a sua disposizione, da ampia situazione di vantaggio. Lancio lungo intercettato dall'Accademia Trapani che può provare a ripartire, altro fallo commesso ai danni dell'Accademia Trapani. Sarà punizione per la squadra di casa. Cammareri, serve Campanella. Guadagna un'ottima rimessa laterale. Cammareri ancora per Campanella, che può provare le vie centrali e ci riesce, pallone però deviato e poi spizzata troppo morbida da parte dell'Accademia Trapani, facile per il portiere. Rimessa laterale per il San Vito Capo. Nel frattempo si scalda il numero 15 nella panchina dell'Accademia Trapani. Campanella, serve Cammareri, sempre sulla fascia destra, tentativo di cross murato, rimessa laterale.
Cammareri, serve il compagno. Fagliela stoppare, girare. Tutte cose. Ancora Cammareri che prova a servire Campanella e ci riesce. Tentativo di infiltrarsi nelle retrovie della squadra ospite, cross in mezzo, intercettato. Che ci siamo! Ancora possesso Accademia Trapani. Tienoli che perdete! Da Guanno tenta il cross in mezzo, intercettato. San Vito Lo Capo che prova a ripartire, palla nuovamente riconquistata dall'Accademia Trapani che però decide di ripartire da Giliberti. Cominciamo a giocare! Invio lungo, palla però ceduta da San Vito Lo Capo, entrata in ritardo di Campanella e sarà punizione per la squadra ospite. Sostituzione in casa Accademia Trapani. Entra il numero 15 Giargiù Mudu Lamin ed esce il numero 3 Genna Alessio. Azione battuta, la squadra ospite con calma prova a trovarsi spazio sulla corsia sinistra, cross impreciso, messa dal fondo regalata nei fatti all'Accademia Trapani. Copri che non arriva! Copri che non arriva! Invio lungo a cercare i compagni nella profondità dell'Accademia Trapani, pallone intercettato, fallo commesso dal San Vito Lo Capo, sarà punizione per la squadra di casa. Sempre Campanella sul punto di battuta. Pallone in mezzo in cerca della spizzata, che però scorre in fallo laterale, giocatore del San Vito Lo Capo che rimane a terra. Gioco momentaneamente fermo. Risultato che rimane quasi al 58esimo minuto fermo sul 2-0. Autore della doppietta per la squadra ospite Simone Guagliano. L'arbitro richiama due giocatori ed invita alla calma. Tempo! Invitalo! Proteste che provengono anche dagli spalti. Si riprende il gioco con una rimessa laterale in favore della squadra ospite, pallone recuperato dall'Accademia Trapani, che a sua volta si guadagna un'altra rimessa laterale. Cross a cercare i compagni in mezzo, trova però l'attenta difesa della squadra ospite, entrata in ritardo, grande rischio per il numero 8 dell'Accademia Trapani. Punizione in favore del San Vito Lo Capo. Possesso San Vito Lo Capo che cerca il compagno sulla profondità, trova però attenta la difesa dell'Accademia Trapani, che recupera il pallone e può provare a ripartire per vie centrali, affidandosi
alla corsia sinistra, scatta il numero 10 dell'Accademia Trapani, che non riesce però a trovare né il cross né tantomeno il calcio d'angolo. Sarà rimessa dal fondo per la squadra ospite. Nel frattempo si prepara al cambio il San Vitolo Capo. Lo stesso Accademia Trapani. Cammareri opta per Campanella, entrata in ritardo, palla ai danni di Campanella, punizione per la squadra di casa, battuta subito, cerca la soluzione nella corsia sinistra. Altro pallone murato. San Vitolo Capo che concede veramente poco alla squadra di casa. Che però si guadagna una punizione interessante. Sul punto di battuta sempre Campanella, potrebbe tirare, pallone che si va però a schiantare il muro difensivo della squadra ospite, pallone che dunque finisce in calcio d'angolo, sempre Campanella alla battuta. Chiama lo schema, cerca i compagni in mezzo, pallone però troppo lungo, non ci arriva nessuno. Sarà dunque rimessa dal fondo il San Vitolo Capo. Di possesso tra le due squadre. Accademia Trapani che fatica in fase avanzata lamentando un fallo. Richiesto il campo, nel frattempo il giocatore del San Vitolo Capo a terra, probabilmente per crampi. A terra momentaneamente l'autore della doppietta Simone Guaiano. E Giovanni Largo. Dai 9, aspettiamo lei, aspetta può uscire. Dai 9. Dai, aspetta, lei può andare. È in barriera, andare in barriera. Bruno! Sostituzione, esce il numero 1 e il numero 9 Simone Guaiano, entra il numero 20 d'Amico Giovanni. Nel frattempo il punto di battuta Campanella, la punizione in favore dell'Accademia Trapani. Arbitro dà il via, Campanella cerca i compagni in mezzo, trova però un attentissimo portiere del San Vitolo Capo che respinge lontano. Altra punizione per l'Accademia Trapani.
ancora una volta non si riesce a trovare in aria la spezzata vincente notata Accademia Trapani. Si riesce però ad ottenere un altro corner. Corner battuto e gol dell'Accademia Trapani. Gol dalla bandiera. L'Accademia Trapani accorcia dunque le distanze. 1-2 il risultato. Dai Leo! Dai Leo! Cambia sicuramente la musica adesso all'impianto sportivo Roberto Sorrentino. 1-2 il risultato tra le due squadre. L'Accademia Trapani adesso farà di tutto per acciuffare il pari dopo aver accorciato le distanze. Campanella recupera il pallone, si avvia alla fascia destra. Tutta la panchina dell'Accademia Trapani in campo lamenta un rigore. Per l'arbitro però è tutto regolare. Nel frattempo il giocatore del San Vito Lo Capo lamenta un colpo al volto e rimane a terra. Promise prima, noi abbiamo buttato fuori, poi giocare. Uguale dentro. Bisciaretto. Della Lega, la colpa della Lega. Giochiamo che arriva, ragazzi. Signore, 6 minuti si passa e diventa fuori. Signore, quando ci deve stare, signore? No, vai stretto, e gioca a destra, 5-2. Signori, gentilmente. Cambio! Signore! Nel frattempo altro cambio in casa San Vito Lo Capo. Di Giorgio, devi andare alla destra di Musacchio davanti a Dinello, 5-3 e Giovanni lo lasciamo largo e lo miro qua a te. Entra il numero 13 Foscari Fabrizio ed il numero 8 di Giorgio Manfredi. Chiedo scusa, entra al posto del numero 11 Garzia Marcate Bruno. Quando vuoi! Pallone che finisce tranquillamente tra le braccia di Giliberti, che si affida
a Cammareri sulla corsia destra, decide di cambiare tutto. Palla nuovamente a Capitan Cammareri che cerca le vie centrali. Fallo per il San Vito Lo Capo, che si prende tutto il tempo a disposizione. Signori, prego. Lasci giocare 9 gentilmente. Prego. Rinvio lungo a cercare il compagno sulla fascia destra. Prova a verticalizzare il San Vito Lo Capo, pallone intercettato dall'Accademia Trapani. Cammareri crossa cercando i compagni nella profondità, tenta sempre la difesa del San Vito Lo Capo. Pallone nuovamente recuperato dall'Accademia Trapani, scontro che si alza notevolmente di intensità. Una squadra che vuole mantenere e l'altra che vuole sovvertire l'attuale risultato. Nel frattempo si prepara un altro cambio in casa Accademia Trapani. Ancora possesso San Vito Lo Capo. Giocatore a terra ma tutto regolare per l'arbitro. Cross tentato da parte del San Vito Lo Capo, troppo lungo, troppo impreciso. Regalata dunque la rimessa laterale alla squadra di casa, che decide di battere subito e già riprendere il gioco. Rimane però a terra un giocatore del San Vito Lo Capo che adesso si rialza. Ancora Cammareri sulla fascia destra, cerca nuovamente la profondità. Viene lamentato un colpo al busto da parte di uno dei difensori del San Vito Lo Capo, tutto regolare per il direttore di gara. Sarà rimessa laterale per la squadra di casa. Campanella scodella in mezzo, non trovando però i compagni. Pallone ancora però dell'Accademia Trapani, che può provare il tiro dorato. La difesa della squadra ospite, ma ancora possesso Accademia Trapani. Lascia poco respiro al gioco dell'Accademia Trapani il San Vito Lo Capo. Altro tentativo di cercare il mezzo, tiro troppo centrale però del numero 11 dell'Accademia Trapani, finisce facile tra le braccia del portiere. Messa laterale in favore dell'Accademia Trapani, decide di ripartire dal fondo.
Accademia Trapani cerca con tranquillità di costruire un'azione un po' più pensata per cercare di avere la stilettata decisiva che riporterebbe il match in parità. Campanella, scodella in mezzo, non trovando però i compagni. Ancora Campanella, tentativo di scambio in mezzo. Campanella ancora una volta cerca i compagni in mezzo, trova ancora una volta però l'attentissima difesa del San Vito Lo Capo. L'Accademia Trapani continua a cercare il cross decisivo, commette però fallo ai danni del San Vito Lo Capo. Senti, se non sei dentro con la testa devi uscire più veloce, quella pressione. Hai capito? Dai! Devi arrivare con quella pressione. Cambio in casa Accademia Trapani. Esce il numero 2 Cammareri, entra il numero 16 genovese Angelo. Punizione battuta lunga dalla squadra ospite, troppo lunga però termina sul fondo e regala nei fatti la rimessa laterale dell'Accademia Trapani. Ancora possesso Accademia Trapani. Prova questa volta ad affidarsi alla corsia di sinistra. Possesso nuovamente in mano del San Vito Lo Capo, che lancia in profondità per i compagni sulla corsia destra. Cross a cercare il numero 6 che rimette in mezzo, la trova però la difesa dell'Accademia Trapani, che ora può ripartire. Passaggio impreciso però recuperato dal San Vito Lo Capo, che spedisce dall'altro lato del campo il pallone, che può di nuovo provare con i piedi nel numero 10 a segnare il gol del 3-1. Manca però completamente lo specchio della porta, Mustaccia. Il risultato è dunque fermo sul 2-1 in favore del San Vito Lo Capo. Possesso Accademia Trapani. Prova nuovamente a ripartire dalla corsia di destra per cercare il cross. Appoggio sulla corsia di sinistra. Di nuovo cercato il cross in mezzo. Facile però tra le braccia del portiere, che si prende tutto il tempo a sua disposizione. Si avvicina ormai all'80° minuto di Accademia Trapani San Vito Lo Capo, risultato fermo sull'1-2, solo 10 minuti a disposizione della squadra di casa per poter riacciuffare il pari, mentre 10 minuti della squadra ospite per mantenere la situazione di vantaggio. Attimo di scontro a bordo campo tra due giocatori, proteste che si fanno molto accese.
altra interruzione di gioco, proteste che arrivano anche dagli spalti. Ancora gioco fermo. Tutte le due squadre attorno al direttore di gara per dire la propria rispetto all'episodio appena avvenuto. Nel frattempo scorre il cronometro. Però saranno probabilmente recuperati nel recupero. Nel frattempo entra in campo uno degli assistenti del San Vito Lo Capo, rimane a terra, uno dei giocatori della squadra ospita. Rimane a terra uno dei giocatori dell'Accademia Trapani, cronometro che continua a scorrere, si avvicina ormai all'83esimo. Vola un rosso. Accademia Trapani ora in 10, espulso il numero 6, Giacomo Ravazza. Riprende finalmente il gioco. Lo stesso Accademia Trapani che adesso ha la strada ancora più in salita, essendo in soli 10 uomini. Punizione nel frattempo per il San Vito Lo Capo. Si
aspetta il via del direttore di gara per battere. Via che arriva. Attenzione alle stelle per ora in questi ultimi minuti di gara. Altro contrasto, questa volta ai danni del numero 10 dell'Accademia Trapani. Rumoreggia sempre di più il pubblico sugli spalti. Signore, alla prossima! Signore, alla prossima! Sado! La palla che riesce fuori! Possiamo fare? Punizione per l'Accademia Trapani, tentativo di buttare la palla in mezzo, intercettato subito dal San Vito Lo Capo che prova a ripartire, pallone nuovamente recuperato dall'Accademia Trapani e nuovamente recuperato dal San Vito Lo Capo che può partire per le vie centrali. Ancora possesso San Vito Lo Capo che prova ad affidarsi alla corsia di destra. Pallone in mezzo, tentativo di tiro murato dalla difesa dell'Accademia Trapani e poi altro tentativo nuovamente murato dall'Accademia Trapani. Terzo tiro parato che sfugge dalle mani di Giliberti e poi allontanato dalla difesa della squadra di casa. Signore, cambio! Nel frattempo altro cambio in casa San Vito Lo Capo. Entra il numero 17 Rissa Abdul Basit. Rimani lì per la seconda, siamo tanti qua dietro. Vai in avanti, la concentro, mana di più, calma, buona, vai in avanti, dai. Buona Cap, buona Leo, buona Manfro. Corri di più, se no esci, dai, andiamo. Ad uscire invece il numero 7 Baloades Romito Paolo. Cross dell'Accademia Trapani a cercare i compagni in mezzo, trova però nuovamente la testa della difesa del San Vito Lo Capo che allontana il pallone, ma ancora possesso Accademia Trapani che deve sfruttare questi ultimi minuti a disposizione per poter riacciuffare il pari. Scatta sulla fascia destra, intervento pulito sul pallone che regala però un prezioso calcio d'angolo alla squadra di casa. Pallone in mezzo a cercare la spizzata dei compagni, non trovandola però recupera il pallone il San Vito Lo Capo che può partire con il contropiede con il numero 20, servito il numero 17 del San Vito Lo Capo che prova ad accentrarsi e a servire nuovamente il numero 20, pallone intercettato dall'Accademia Trapani che prova a ripartire di nuovo. Passaggio impreciso di Campanella. Fuori gioco dell'Accademia Trapani. Pallone ora in mano al San Vito Lo Capo. Attenzione, battuta lunga. Lo San Vito Lo Capo, lancio troppo lungo, facile tra le braccia di Giliberti che riparte subito dal compagno più prossimo e
errore nel passaggio, però nuovamente palla regalata all'Accademia Trapani, che prova a sfruttare questi ultimi minuti di recupero in tuffo del portiere della squadra ospite, che lancia lungo e spedisce lontano il pallone. Possesso di nuovo dell'Accademia Trapani, che prova a ripartire. Messa laterale in favore della squadra di casa. Demba. Cercato il lancio lungo in cerca dei compagni in aria, pallone che però finisce facile sul petto del portiere della squadra ospite, che poi recupera il pallone in tuffo. Gioco ancora fermo, il portiere lamenta un pestone ricevuto da parte di uno dei giocatori della squadra di casa. Messa lunga al San Vito Lo Capo, pallone nuovamente in mano all'Accademia Trapani. Mancano ormai pochi minuti al termine del match. Ancora un tentativo d'attacco da parte dell'Accademia Trapani, pallone allontanato al San Vito Lo Capo. Altro cambio per il San Vito Lo Capo. Esce il numero 3 Sadotti Federico, entra il numero 18 Foscari Fabrizio Felice. Vedi che si alza! È finito! Nel frattempo il portiere della squadra ospite rimane a terra. Tempo ammonizione al numero 10 del San Vito Lo Capo. Messa laterale Accademia Trapani, che decide di ripartire dalle retrovie. Demba, fallo commesso su Demba. La panchina del San Vito Lo Capo chiede il triplice fischio al direttore di gara. Ci stiamo per avventurare al quinto minuto di recupero del match. Nel frattempo l'Accademia Trapani continua, intervento fallioso ai danni del numero 16 dell'Accademia Trapani. Demba batte corto, batte subito questo Genovesi, pallone che si va a schiantare sulla difesa del San Vito Lo Capo. Triplice fischio del direttore di gara, 2-1 in favore della squadra ospite. Il match tra Accademia Trapani e San Vito Lo Capo.